Non è più tollerabile una situazione di questo tipo. Il problema dell'ordine pubblico è diventato un problema troppo grosso per essere gestito dalla sola polizia. Usa parole durissime il segretario regionale vicario della FSP Maurizio Ferrara, guardando al mercoledì sera di tensione e scontri a Verona, dove frange di violenti si sono mescolati ai tanti cittadini e imprenditori che stavano manifestando contro l'ultimo DPCM, a essere feriti anche 6 agenti di polizia. Uno scenario di guerriglia nel cuore del capoluogo scaligero tra Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori. Alla fine, dopo una nottata di indagini serrate, 12 persone sono state fermate dalla Digos, come confermato in queste ore dalla Questura. I reati ipotizzati sono manifestazione non autorizzata, utilizzo di materiale infiammabile o esplodente, getto pericoloso di oggetti, resistenza e violenza pubblico ufficiale, ma le indagini proseguono, altri facinorosi potrebbero essere stati coinvolti. Ieri sera a Verona frange di facinorosi hanno attaccato le forze dell'ordine e dopo aver devastato la città hanno provocato feriti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato. Credo che la misura ormai sia colma e che bisognerebbe assumere iniziative volte anche a tutela dei poliziotti che ogni giorno in qualche modo rischiano di pro in proprio sulle strade delle nostre città.